Prego. Iniziamo, non lo so. Che cos'è? Dobbiamo ballare? Non lo so. Allora, la canzone dice borrechito, ma noi diciamo oh burrito come tu, cialala, oh burrito come tu, facciamo il burrito. Burrito, I burritos con la S? Mexicanos. Ottimo, bene. Ciao a tutti, benvenuti, bentrovati e che dire? Siamo felici. Perché? Siamo felici perché siamo sempre felici. lo sai chi è un amatore della nostra Chi trasmissione? è un amatore? Trump No, ormai veramente. è innamorato della nostra Sì? cucina. Cucina? Anche la First Lady? Melania? Melania, a lei piace Anche? tutta la torta alle mele. L'hanno chiamata Melania. Ragazzi, vado. Ciao. Desiree, non mi abbandonare, ti prego, grande puntata. Allora, puntata messicana. Oggi sì, messicana e faremo Bellissimo, bellissimo, dai, sono un po' di cose. contenta. Faremo dei burritos con il pollos e dei burritos maresco. A base di mare. Ma Va la bene? ricetta messicana com'è generalmente? E generalmente ci vanno peperoni, ci vanno la cipolla, Ma che mettono? la Carne carne o pesce? macinata, La i carne? fagioli, molto peperoncino. Noi li facciamo alla portata di tutti, Una anche alla portata dei versione bambini. siciliana, Bel po'. una versione allora, più partiamo semplice. con il preparare il pollo per andare a lavorare. Dai, ci sono. Prendiamo questa che ci occorre qui e mettiamo il pollo qui. Sì. A parte prendiamo la nostra solita bowl e andiamo a mettere un mix di spezie Sì. che poi vedranno che cosa sono, comunque curcuma, curry, zenzero, Cumino. brava, non mi veniva non mi veniva. La salsa barbecue, l'hai fatta tu Ora la sì. salsa barbecue? No, quella l'ho comprata. Un giorno vi Ma farò un giorno vedere come faremo- si fa la salsa barbecue. Mi dai il cucchiaio? Non lo so, ragazzi. Come si Mi dai un cucchiaio? fa il cucchiaio. Ok, Dico, va. sinceramente, ecco qua. Andiamo e mi dai un po' di olio. Sì. Abbiamo fatto questa bella mistura. Vado? Vai. Un altro poco. Anyway, un altro poco. Quindi abbiamo Va bene fatto così. questa cremina con salsa barbecue, olio e cos'è che avevi messo? Curcuma, curry, Ah, curcuma e zenzero. curry? Sì. Tutte e tre le hai messi? Sì. E io dov'era? Non me ne sono accorta. Abbiamo fatto il mix, l'ho fatto prima, l'hai capito? fatto prima, ok. L'ho fatto prima. Vabbè. Mi dai del sale? A questo punto devo mettere i guanti. Dai, metti qua. Vuoi che metta il sale qui io Sì, o no? no. No, nella salsa no. 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 Totino, 2 ore per metterti i guanti, mi hai lasciato qua con la salsa barbecue. Che devi fare? Che stai facendo? È in sala operatoria, sta entrando. E allora, sale. Qua. Sale. Prendiamo il sale e lo mettiamo all'interno del pollo. Oh. Sì, Sì, guardate. Poi poi. sale e andiamo a massaggiare. Massaggialo, dai. Bene. Aiuta, insomma, il sale con i massaggi sono due cose, Ecco insomma, qua. che il sale è ritenzione idrica, cosa. Esatto, Non si sposa bene, però. esatto. Andiamo a mettere questo nostro Che vuoi? Marinatura. Con i guanti, dai. Marinatura dove? Sopra? Sì, marinatura. Quindi io sono l'infermiere in questo Marinatura. caso? Sì. Vuoi sparso penso io, così? ci penso io. Ci pensi tu? Sì, dottore, mi dica, professore anzi. Lo spargiamo bene. Professore, ce n'è ancora. Grazie, dottoressa. Ecco. Lei che è osso, giusto? Os. Osso la leva. Os. Poi. Andiamo, vedi, spalmiamo bene tutto. Quello che ci rimane qui, facciamo così, lo mettiamo dentro. Ma come sta? Ne ha speranze, Sì, ma dottore? Sì. Sai, lo zio Gianni una volta gli dissero, dice, sai che c'è, che suo compare, insomma, gli avevano detto che era morto. Però poi gli hanno detto, ciao Zio Gianni, gli ciao. hanno detto, dice, ora gli devono fare l'autopsia. Sai che ha detto mio zio? Che cos'è l'autopsia? Dice un'operazione. Dice, ma speriamo che dopo l'operazione si riprende. Non aveva Dovevo capito, salutare dai, non aveva lei, capito, zio Gianni, non dovevo aveva capito. salutare lei, la camera dell'artrosi cervicale. Senti, ma adesso ti guardo. Beh, fai la nica, per favore. Anica!
Ti vede in primo piano, perché questa barba incolta? Questa barba incolta, che tu di Perché- solito sei invece molto Lo so, hai ragione, attento. guardate. Perché? Sto preparando per un film, un altro film devo fare. E che film devi Americano. fare? Ma che film Ti devi giuro, fare? sai Che qual è il film? titolo? Dimmi che titolo. Barbie. No, ragazzi. Ecco. Ora che abbiamo fatto questo... Vado via. Dove vai? Abbiamo marinato ben bene il pollo. Io allora vengo ma sto in silenzio. Mi devi fare una cortesia, apri Che questo devo fare? versetto. Apri Questo? versetto. C'è della carta forno, prendi. Ah, sì. Tirane fuori un bel po'. Così? Va bene così, sì. Ora posala e smacinala tutta. Smacinala tutta. E mettila qua, mettila qua. Vai, Ah, vai. cioè, ditemelo, va. Se devo fare io la E andiamo a puntata, mettere ditemelo. Il pollo qua. qui. Aspetta che mi levo i guanti. Uno. Bene, quindi bella questa marinatura. Sale e questo intingolo che abbiamo Veramente noi in fatto. televisione non abbiamo il tempo, però fatelo riposare un paio Certo, d'orette. è stanco, ha subito In questa- l'operazione. Esatto, brava. E poi sono io. Poi sono io. Allora, sono io. oggi la vedo male, ti devo dire. Perché? Non lo so. E poi vediamo. Va. Cominciamo, facciamo così. Così. Bello fitto. Assolutamente. Perché questo? In televisione noi sappiamo che passa, ma questo pollo ha bisogno almeno di 2 ore di cottura 2 ore di cottura. a 160 gradi. Bene, ci sono. Per cui leghiamo bene bene. Così. Andiamo a legare. Così. Passa di qua, passa di là. Non mi dà l'aiuto, lascia stare, non c'è bisogno. Che devo fare, scusa? 1, 2, 3, ti ricordi? Il mio è supporto morale. Ti ricordi? Sì. Mettiamo dentro così. Che dici? È pronto per spedirlo? Che fa? Che ridere che mi fai. Sai che mi fai ridere? Metti fragile, va. Desiree. Dai, Ci metto fragile. metti fragile. Sì, Il Desiree. pollo, poverino. Niente, c'è la sciabola, non ti preoccupare. Qua, è tutto, te l'ho detto, il mio coltello questo. E andiamo a chiudere così. Dopo che chiudiamo così, pronto? Pronto. Prendiamo una teglia, Hai fatto una specie di saccoccio, così, giusto? e lo andiamo a mettere in forno. 2 ore A abbiamo quella detto, temperatura giusto? che ti ho detto io. Quale temperatura? 160. 160 gradi, 2 ore, 2 poi a ore. fine cottura gli diamo un'altra sparata, capito? E questo è pronto. Ora andiamo a preparare i burritos. Dai, ci sono. E allora abbiamo la farina, Sì. prendi la farina. Ah, fai proprio tu i burritos? Che E non non l'hai dobbiamo comprati? comprare. Ce l'hanno quelli? Niente. No? Vabbè. Non ci siamo proprio. Allora, prendiamo. Prendiamo Questa. La lavorazione è semplice. la planetaria. La Questo planetaria. lo togliamo. Lo posso togliere questo? Sì, tutto puoi togliere. Mettili dietro. Li metto qui. La farina che abbiamo Allora. già setacciato. Il lievito, mettiamo tutto così, guarda. Il sale. Lo strutto. Lo strutto sai che cos'è, vero? Il grasso, Bravo, è il grasso di maiale. giusto? Che però è stanco perché non mi sento di strutto. Per cui che è stanco. Ma andiamo avanti Io la planetaria. non... Cioè non commenta, è meglio non Poi vedi, commentare. di solito negli impasti la pizza, la rosticceria io metto lo zucchero, stavolta non si mette. No, perché? Sai perché? Perché lo zucchero non dà sapore, dà colore. Ok. Va bene? Ma in questo caso a me non interessa che vengano brunite. Non devono le vogliamo, venire- le vogliamo bionde, biondine, no brunine. Aggiungiamo l'acqua a questo punto che è caduta tutta, hai visto? Magari non lo fare vedere. Chi mi mette l'acqua? No, fallo vedere che è caduta l'acqua. Ma dico, Fallo vedere. abbiamo tante Cioè, bottiglie. metà praticamente è caduta, vuoi che te ne Abbiamo prenda un tante altro bottiglie, po'? tante bulle e mi mette l'acqua qua. La vuoi La vuoi preso un altro po' di acqua? Perché secondo me non no, ci no, basta. vabbè. Vabbè. Ci basta, Allora, sì. Però la televisione che cosa ci dà? La magia
delle cose già fatte, è già cioè pronta, per cui prendiamo la nostra impastamento pronto. Cioè, lui questo lo prepara in maniera tale che me lo porto io a casa. Esatto, così, bravo. l'impasto. E qui abbiamo l'impasto. Quello è già pronto. Pronto, però quello lo facciamo. Lo facciamo. Perfetto, sta andando. Lo sai che hai ragione. Vuoi un po' d'acqua, Ci vero? vuole un po' d'acqua. E c'è quella che ti è caduta, logico. Esatto. Ma Ok, ora va bene. Adesso va. adesso Questo lo possiamo lasciare così che se ne va e noi ci dedichiamo a quello. fare Dai, queste cose qua. Ok, vai. togliamo il rumore, prendiamo la paddles. Senti, ma questo impasto, una volta fatto, Sì, lo lasci che bisogna riposare un fare? poco. Quanto deve riposare? Non deve lievitare, o sì, o deve lievitare No, questo? sì, deve lievitare, ma non deve lievitare chissà che cosa, come infatti di lievito poi vi dirò Ce i n'è grammi, ce n'è pochissimo, no? poco, veramente poco. Serve giusto per dare una spinta e poterlo lavorare, come vedi. A questo punto prendiamo la farina, diamo uno spolvero così, dividiamo questo impasto in due, Ok. capito? Così, e facciamo queste palline, facciamo queste La palline. solita pallina. Facciamo. Dai a me? Dai un po' a me. Tieni. Questa con questa non è troppo grossa. Siamo a un peso di 70-80 grammi, capito? Ma no, guarda, vedi questa posizione, Ma la così. mia mano è più piccola. No, così e fai Com'è? così. Com'è la mano come parte? Così. Così? Metti, eccolo, dritta. Chiudi, dritta. Guarda a me. No, guarda. È dritta. E fai così. Non scendere la mano, lavora di mignolo Ma e senti, di ma pollice. io sono mancina, forse per questo, Sì, non lo per so questo. perché. Ognuno fa le palline come vuole. Esatto. Cioè, metti la mano così, mettila Questo così. lo togliamo, Cioè, questo lo scusa, togliamo. se no uno se le compra direttamente al Perché lo supermercato sai e come le lo fa. faremo il pollo? Ah, sai come faremo il Ti pollo? sta chiamando Flavio, che cosa vuole? Vediamo come è venuta. Perfetto. È vero? E io Va l'ho fatta bene, così allora brutta, andiamo come avanti. mai? Lo so che sei Va scarso bene. diventato. Che me la aggiusti per favore? No, sistemala tu, dai. Allora, quindi, Ecco qua. Facciamo questo, prendiamo il che devi fare? mattarello. Non si ripete più con mattarello. Ah, che scemo! Che serietà, ragazzi. Oh, Di Gesù! collega che ho. Mamma mia! Come fai il mattarello? Siamo già qui. Non ce la faccio. Non ci può guardare, se già dice che siete cretini. Allora, ragazzi, Diamo la solita. l'avevo detto io che oggi la vedevo La male. solita così, guarda. Perché? Però secondo me la ricetta merita, giro. ragazzi. Burrito. Allora, senti, Il giro. vai, come direbbe un mattarello, consigli per i consigli. Dai. Un po' esaurito. È pazzo, ragazzi, è pazzo. E mandiamo in cottura la nostra piada, che poi si chiama burrito. Si chiama Piadina, burrito. È un po' più 120. piccola, giusto, rispetto Sì, alla l'ho fatte piadina? più piccole. No. No? Le ho fatte più piccole perché di solito i burritos sono grossi così. E perché le hai fatte più piccole, giusto oggi? Le ho fatte più piccole dopo te è venuta a te. Io veramente- Scusa. Ok, facciamo una cosa così. Questo lo mettiamo qui. Mi dai questo tagliere Certo. che andiamo a fare, eccola, dall'odore l'avevo sentito. Andiamo a fare, sì, andiamo a fare il condimento per il burritos di mare. Ho preso un polpo, un calamaro e dello sgombro affumicato. Ok, l'hai fumicato Ok. tu? No, Ma come si affumica lo sgombro? prendi la sigaretta, perché lui sta prendendo il sole, capito? È un Mi modo. fumi addosso. E questa è pronta, è già pronta così. Ah, Beh, che meraviglia, però- ragazzi, guardate. Cioè, La- ve l'immaginate questa calda calda con La le cosa cose- bella qual è? Che la magia della televisione ce le fa vedere pronte. Ce le fa vedere E io te pronte? le Come faccio le vedere fate? pronte. Fammi vedere. La magia. Ecco, quelle che abbiamo già fatte, invece questa ve l'abbiamo fatta vedere live. come E si queste fa. le mettiamo qui per adesso. 1, 2, 3,
4, 5 e 6. Va bene, 6. 7, va bene? Va bene. Allora, E andiamo a preparare il condimento per il maresco. Tu intanto sai cosa fai? che faccio? Mi prendi una padella. Sì? Come la vuoi? Ce l'abbiamo Prendi, te lo tante dico qui. io. Questa? Prendi questa, va bene? Ecco. Sì. Gentilmente mi scarti un aglio. Ora dice no. L'accendo? Sì. Che devo fare? Olio e aglio. L'aglio lo puoi aprire tu, io lo metto perché, dentro? scusa? Perché mi fanno puzza le mani. E punto, ma qualcosa la devi fare, no? Mettiamo incamiciato così. Lo mettiamo incamiciato? No, è enorme, è enorme. Va bene, fai una cosa, taglialo a metà. Taglialo a metà. Come vedete il polpo ancora ha del suo nero perché è tutta roba fresca. Vabbè, ci penso io, lascia stare. Sembra un'esecuzione capitale. Aspetta. Ce l'ho fatta, ti giuro, guarda, mettilo dentro. L'olio? Basta, basta, non lo smacinare più, meschino, mi fa Dai, tenerezza. allora, olio, ragazzi, ci siamo. Poi metti La puntata l'olio. dei burritos messicano. Scioccante. Allora, quindi, Olio. olio, aglio, che come vedete ho aperto e sbucciato e messo lì tritato. Poi, il nostro Totino mi sta preparando la seppia, cos'è? Calamaro, polpo. Calamaro? Polpo e aggiungiamo anche Lo sgombro un po' affumicato. di sgombro affumicato che andiamo a spellare così. Però lo sgombro non lo mettiamo subito in cottura, No, lo mettiamo infatti, alla fine. bravo. Ok. Guarda che cosa facciamo. Qui intanto sta andando l'olio. Sta andando. Mettiamo il pescado. Sì. Perché lo sai che in spagnolo il pesce si chiama pescado. Certo che lo so. Per cui Allora, questo è un burritos de pescato. pescado. Bueno. Abbiamo fatto così, questo lo possiamo trovare e ce lo mettiamo pure, che dici? Ma mettilo va. Quindi, che abbiamo? Ecco qua. Poi andiamo a mettere un po' di persi. Ce l'ho, Persi, prezzemolo. qua, Ce l'hai là, tu? là. Chicciavolo! Prendilo un mazzetto, Ah, lo fai, lo Sì, tagli? sì. Certo, va bene così, va bene. Guarda, sa, deve Tieni. giocare. Io non ne posso. Ce l'ho Che c'è? sempre vicino, non ne posso. Mi stai sparlando? E cambiami, avanti, dai. Vediamo. C'è un vecchio proverbio che dice chi Se ti- cambia la vecchia per la nuova, Se ti riescono nuovo, ti veramente guai con nave così. nuova. Vabbè, voilà. allora, quindi hai fatto questa il combinazione sale, qua. sale. Lo metto Giù, io. c'è il sale. E che vi sto preparando, ragazzi? capito? E che vi Vedi sto che preparando? bellezza. Allora, A questo punto non metti quello, l'hai messo già? Dopo. Lo metti dopo. dobbiamo fare dare una E cotolata. senti, quella, la seppia e il polipo erano cucinati prima? Certo, bolliti chiaramente. Ora questo per ora te lo posso dare da questo lato. Dove un me lo attimo, metto? Sì? Lo metto qua? Sì, brava. Per ora lì. Io devo fare un'altra cosa. Vai. Devo rimettere i guanti. Perché adesso usciamo, prima di tutto usciamo il pollo. Dai. Dopo quelle ore di cottura ce lo abbiamo qui. Ora, mentre io mi metto i guanti potresti Che devo fare? gentilmente Devo tagliare questi? togliere la carta, togliere Sì. i lacci. Nel frattempo prendiamo sempre la nostra bowl. Qua, la mettiamo qua. C'è una forbicina, c'è forse Ma perché non lo legavi più stretto ancora? così. Allora, ci sono ragazzi, ci sono. È stata dura ma ci sono. Ecco qua, dai, ce l'abbiamo fatta. Ecco. Eccola. Ah, è tipo gilarrosto. No, Guarda, esatto, tipo girarlo. è vero? Fatto in forma. Pazzesco. Avete visto come... No, 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 No? no. Volevo togliere questa. No, togli la carta, aspetta, ti aiuto. Ecco, brava, così. Raccoglila tutta e la puoi buttare. Tieni e la puoi buttare.
questo è pronto, ci manca solo di fare, guarda, mentre tu ti sciacqui le mani, io taglio del pomodoro così. Ecco, allora, quindi questo è il nostro pollo fatto come? Alla salsa Fatto sì, marinato in quel modo lì. barbecue. E adesso faremo il pullet, significa sfilacciamo. Prendiamo. Mi prendi questo condimento con delle posate? Che cosa? Quale condimento? Lo sgombro affumicato. No, con questo. Che vuoi? Delle posate. Prendi. Tieni. Mettilo qua. Brava. Cioè, io veramente sono scioccata, guarda. Guarda, se tu non la smetti faccio lo sgombro, ti faccio cacciare via. Perché c'è lo sgombro, capito? Ok. Lo faresti tu questo lavoro? Ma ragazzi, ditemelo. Cioè, se sono venuta io a fare la ricetta oggi. Ti sposto questo e Vabbè. lo devi smettere. Che devo fare? Lo devi smagrolare. In questa bowl poi prendiamo delle foglie di lattuga, che molti questa lattuga la chiamano lattuga norsale, sai che non lo so, invece questa è la romana. Va bene, lo mischio tutto, no? Togliamo un poco di tronzi e li metto qua, non si c'è la padella però. Facciamo un po' di julienne in questa lattuga. Ci serve comunque, Cosa? Per fare il burrito ci serve. No, dico non salta. No, appunto, perché... E adesso guarda questa operazione, Desi. Vabbè. Ok, come se fosse. Andiamo avanti. Non la tagliare questa. Ecco. Quindi, allora, abbiamo detto lo sgombro, il polipo, la seppia. Guarda che cosa facciamo adesso. Tutto saltato in padella. Che fai? Guarda. Sta rompendo tutto. Sì. Perché si chiama? Come si chiama? Pulled. Pullet, che significa questo? Rotto. Smaciato proprio, ma non assaggiato. No, ragazzi. Basta. Alzo le mani. Ecco qua. E tanto ci basta per adesso. Me la fai un pezzo di coscia? No. Questa, Ma questa. che siamo al ristorante siamo? Ho preso il petto Prendi, prima. prendi. No, questa è la coscia. Allora. Prendi uno straccetto e lo posi lì. Attenta che questa? ti bruci, La sì. vuoi tolta? Va Sì. bene. Ti basta quello. Questo pollo noi andiamo ad aggiungere solamente un poco di olio. Allora. Che vergogna, ragazzi. Quindi, burritos messicani. Come li stiamo facendo? Ve lo spiego io. Chiaramente quello che vi rimane del pollo ve lo mangiate come Ve lo volete, mangiate. però potete fare tutto. Allora, il nostro E allora, Totino sta facendo due l'olio, varianti. L'olio, mi serve l'olio. E là l'olio. E là l'olio. Non mi fa parlare, ragazzi. Basta. Aggiungiamo solo un po' di Fatelo. olio. Come vi così. viene. Parla, che io ti sento, parla. No, stavo spiegando che Spiega, stiamo facendo spiega. due ricette, una di pollo Brava. e una di mare. Stiamo attenti con le ossicine del pollo. Giusto? Prendiamo la piada, Allora, pochino di olio nella piadina, vai. così. Poi mettiamo due belle fettine di pomodoro, così. Un pochino di lattuga. Sale. Un Sale. pizzichino di sale, lei me lo mette gentilmente. Andiamo a mettere il Pollo. così. Pulled Paul Kitchen. Così, fermo. E ci mettiamo, sai che cosa? Un po' di yogurt originale greco. Originale, l'abbiamo presa in Così, Grecia. Sì. L'hai comprata in Grecia questo? Niente, questa ragazza è un po' così. L'ho comprato al supermercato, però devi prendere quello greco, non fruttato, non... Originale. Allora, Facciamo così, andiamo a chiudere. Quello yogurt che abbiamo messo lì ci fa anche da sigillante, vedi? mamma Anche se mia, ne ragazzi, un po'. mamma mia. Prendiamo un piatto e questo è il burritos con pollo smesciato. Col pollo smesciato. Veramente. Poi Andiamo a preparare quello
di pesce. Questa è la parte più cotta dove io vado a riempire. Sì. Va bene? E mettiamo anche qui il pomodoro, Sì. così, la lattuga. La lattuga, un po' di sale? Un po' Vuoi di un po' di olio, sale? sì. Vuoi? Certo. E a questo punto mi dai un cucchiaio. A questo punto abbiamo un composto che sa di croccantezza, di affumicato perché c'è lo sgombro affumicato. E chi più ne ha più ne metta, La ragazzi. croccantezza del Tutto, polpo. c'è tutto. Così. E questo è un burritos de pescados. Andiamo a chiudere. Niente yogurt qua. No, giusto? qui no, Non qui ci no. sta, ragazzi. Ma che è? Chi Oddio, l'ha ci detta potrebbe questa stare cosa? tutto. Ci potrebbe stare tutto. Chi l'ha detta? Dov'è il piatto? Là. E qui abbiamo quello de pescados. Adesso facciamo una cosa. Un po' di pulizia e andiamo Ad all'assaggio. assaggiare. Adesso possiamo assaggiare, Desiderio. Dai. Cominciamo da quello del pollo. Dai, Che aspetta, vuoi? aspetta. Coltello da taglio. Certo. Diamo un taglio un poco più. Da dove inizi? Dal pesce? No, dal pollo. Dal pollo. Registro. Che dire, ragazzi, che dire. Vai. Mi sento in vacanza. Ti senti in Messico? Allora te la posso cantare una canzone. Messico nuvole! Oddio, magari, dell'America! mi hai fracassato l'orecchio, dai. Basta, ma non lo devi finire tutto, e poi lo metti di là dietro, magari per non far vedere i morsi, lo metti di là. Senti, ma quello yogurt che gli hai messo? Eh, Bravo. grazie. Sei stato coraggioso. Sì. Non lo devi finire tutto, devi assaggiare quindi, quello scusami. di mare. Il burritos messicano Sì. con la salsa greca. Sì. Come la metti tu? È Va più bene, messicano o più greco? Uniamo le etnie, capito? Ma secondo te? Gressicano. Gressicano. O mes greco, o mes sgravere. Io me ne cerco un po'. Non lo dovevi finire tutto. Lo so, ragazzi, lo so. Allora, va bene. Come io lo faccio capire che non lo deve finire tutto e se lo deve mangiare è un assaggio, lo posa per non far vedere il mostro, lo metti dietro. No. Allora, guarda, tu di pesce. Posso? Ma quello lo finisci o lo lasci? Ormai che faccio? Lo lascio, ma stai scherzando? Ma il cibo sa l'importanza. Certo. Ragazzi, le do un altro tovagliolo, signora. Cioè io lo preparo e si prende l'altro. No. Ma non ci credo. Cioè, c'è quel retrogusto di affumicato che è pazzesco. Cioè, pazzesco. Salutiamo mentre mangi. Che dici? Dai. Alla prossima. È una lotta per farle assaggiare Copiatele. i prodotti, è una lotta. Copiate ste ricette, va? Va bene. Fate bella figura. Burritos con pulled chicken o pollo sfilacciato. Per i burritos 500 g di farina 00, 300 g di acqua, 10 g di lievito istantaneo, 10 g di sale. Per il pollo, un pollo intero da 1 kg circa, mezzo cucchiaino di curcuma, mezzo cucchiaino di zenzero, mezzo cucchiaino di curry, salvia, rosmarino, 3 cucchiai di salsa barbecue. Burritos di mare, uno sgombro affumicato, un calamaro, zeste di limone, aglio, prezzemolo, olio evo, sale e pepe, quanto basta.